il piccolino al termine della partita sudata, partita, partita peraltro vinta. Se dovevi mettere i titoli di Hitchcock forse era questa, insomma. Andava benissimo. È vero, andava benissimo. Sì. Senti, allora, ecco, come è spiegato, come è successo che siete calati rovinosamente nel terzo quarto? Ma siamo entrati in spogliatoio a metà partita e tranquilli, forse anche troppo tranquilli perché avevamo un vantaggio insomma, sui 10 punti e forse lì abbiamo un attimo sbagliato, ci siamo rilassati e alla fine avevamo giocato abbastanza bene i primi due quarti, quindi noi ci siamo detti di essere un po' più concentrati in difesa, ma così non è stato. Forse io metterei anche come causa un po' un calo fisico sicuramente, perché non siamo ancora al top, abbiamo perso Spigaglia in settimana per un infortunio e dobbiamo un po' rimetterci a posto con i ruoli. Quindi siamo entrati un po' così e ci hanno sorpreso, loro avevano preso il ritmo. Sono stati anche più 5, insomma, che Sì, poteva sì. essere anche uno strappo abbastanza importante. Per fortuna i nostri giovani sono stati bravissimi stasera, veramente siamo stati lì soprattutto con Zobez e Gelleni e anche gli altri, siamo riusciti a stare a contatto e alla fine insomma riuscire con un po' di esperienza, qualche tiro azzeccato a ribaltare anche il risultato. Infatti, grande esperienza e giustamente dei giovani, quindi sempre lassù in alto in classifica e quindi Ma oddio, dicono che bisogna stare attenti a non soffrire di vertigini, ma noi dovremmo fare i conti con un ritorno lunghissimo, comunque troveremo delle squadre che avranno voglia di comunque mettersi in luce contro di noi e dovremo cercare di tenere i ritmi alti. Noi purtroppo avremo comunque un calo fisico, penso tra febbraio e marzo, ma lo so per esperienza, succede alle squadre un po' più diciamo esperte e quindi cercheremo di stare concentrati in quel periodo. Ovviamente può succedere così, di giocare partite con degli incognite e trovare magari squadre come secondo me Fogliano, che non è nella posizione che merita assolutamente, perché è allenata bene, è un bel organico, forse hanno avuto sfortuna anche all'andata e trovi squadre così e dobbiamo stare molto attenti, ecco, questo è tutto. senza dubbio quando si vince si sta bene, però si poteva anche incappare in una sconfitta inaspettata a Krasovec. Sì, sì, sconfitta aspettata, non così tanto, niente togliere Fogliano, di nuovo buona squadra con organico, niente da dire, però ho sbagliato io come allenatore, in terzo quarto siamo stati avanti 15. Ho messo anche altri giocatori così, Sì, insomma. volevo che prendiamo un pochino gli altri in fiducia quando entrano in campo e ho sbagliato io, troppi giovani in un attimo in campo e siamo andati pari subito e dopo dovevamo salvarci come avete visto. Peccato, 2 punti, andiamo avanti, il nostro scopo vediamo dove a playoff e dopo parleremo. Diciamo, ecco, sottolineare che i giovani ti hanno comunque, sì, nel terzo quarto un po' così fatto un po' male, però poi Gelleni e Zobec ti hanno un attimino salvato. No, no, Zobez niente togliere, oggi ha fatto nell'ultimo quarto, ha preso in mano quelli tiri che lui li segna. Luca Gilleni già gioca costante da certe partite, da tante partite e per questo abbiamo portato a casa. Zobez niente da dire, bravo. Grazie.